strage di Barcellona, Bassano del Grappa e il Veneto attendono la data del rientro della salma di Luca Russo, il 25enne è morto nell'attacco alla Rambla, cordoglio e lutto in tutta la regione. A Barcellona intanto la fidanzata Marta Migliore in ospedale ma non sa ancora che il suo ragazzo è morto, i parenti arrivati in Spagna dovranno darle la terribile notizia. Il devastante incendio nell'azienda di Vidore, è rientrato l'allarme ambientale su aree e ortaggi secondo le analisi di ARPAV, danni ingentissimi e indagini sulle cause, non si esclude il dolo. Maxi sequestro di marijuana al parco albanese, grazie al cane antidroga la polizia locale scova 9 kg di stupefacente, sul mercato avrebbe fruttato 100.000 euro. Omicidio e suicidio di Mira, attesa per la data dei funerali di Sabrina e del marito Luca che l'ha freddato con un colpo di pistola alla testa, nel frattempo emergono dettagli terribili sugli ultimi momenti della coppia. Truffa ai commercianti a Bimione, ma in un ultimo colpo viene monitorato a distanza dai vigili borghesi, malvivente rumeno arrestato. Piccolo cagnolino inghiottito da una fenditura profonda oltre 10 metri mentre si trova con i padroni in montagna d'Asiago, a salvarlo i vigili del fuoco. Ben ritrovati, prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, in primo piano l'attentato terroristico di Barcellona e la tragica scomparsa di Luca Russo, una delle 2 vittime italiane della strage sulla Rambla. C'è attesa per sapere la data del rientro della salma del 25enne bassamese, pianto da tutto il Veneto. Allora, per fare il punto della situazione ci colleghiamo con la nostra Barbara Todesco. Barbara? Buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Non si conoscono effettivamente ancora non solo la data del rientro della salma, ma neanche quando sarà possibile ipotizzarla. Al momento, come dicevate nei titoli, i parenti appunto di Luca sono arrivati a Barcellona, ma da quanto abbiamo appreso parlando con il sindaco di Bassano Riccardo Poletto, che ha avuto modo proprio di parlare con il padre di Luca, è ancora una situazione veramente in itinere, per cui si presume che comunque prima dell'inizio della prossima settimana nulla possa accadere. A tal proposito Bassano si prepara invece ad una possibile fiaccolata proprio per ricordare Luca, e anche in questo caso il primo cittadino attende di ottenere, diciamo, il beneplacito della famiglia del giovane bassanese morto appunto sulla Rambla prima di poter prendere qualunque iniziativa in tal senso. Nei titoli dicevate che Marta non sapeva ancora della morte di Luca. Noi abbiamo modo di parlare con lo zio, a breve sentiremo anche quello che ci ha dichiarato proprio lo zio, e ci ha detto che questa mattina in realtà Marta è stata informata. Ovviamente non sappiamo, ma possiamo immaginare come la giovane possa avere ricevuto questa notizia e soprattutto come possa avere reagito. Dicevamo proprio dello zio di Marta, lui parla a nome della famiglia, il padre non se la sente di parlare, la madre invece è a Barcellona, ma allora sentiamo proprio cosa ha rilasciato, le dichiarazioni che ha rilasciato lo zio di Marta ai nostri microfoni. Persona splendida, stupenda. Renato Sartore, lo zio di Marta, era stata lei a presentargli Luca, il suo fidanzato, quel 25enne pieno di vita, ucciso dalla follia criminale andata in scena a Barcellona. È lui a ripercorrere quegli ultimi istanti di vita di Luca. Noi non sapevamo dell'attentato, l'abbiamo saputo da Marta e dopo abbiamo acceso la TV. Quando erano partiti, ragazzi? Domenica scorsa. Per vacanza? Per vacanza, sì. Dovevano stare lì circa 10 giorni. E penso domenica dovevano trasferirsi a Valencia. Una vacanza di fine agosto, qualche settimana di relax prima di cominciare a costruire sui sogni diventati ormai realtà. Una vita da percorrere ad ampie falcate fino a quando la loro strada si è incrociata con la corsa degli attentatori. Ha detto alla mamma di rimanere tranquilla, che lei stava bene, però non sapeva nulla di Luca e il suo fidanzato. E non si è saputo nulla di Luca fino a stamattina, che hanno confermato la notizia che purtroppo Luca non ce l'ha. Immediatamente da Bassano del Grappa i familiari si sono messi in viaggio. Sono partiti la mamma di Marta, la sorella della mamma di Marta, che è mia moglie, e dopo un fratello e i genitori di Luca. Stare vicino a Marta in questo momento è la priorità. Marta, come dicono, pare abbia un paio di fratture al gomito, una al gomito e una caviglia. È cosciente, sta bene, però a livello emotivo, da come sappiamo le cose,
stavano rientrando in hotel ed è successo il fatto, ecco. Cosa vi ha raccontato? Vi ha dato qualche dettaglio? No, non si ricorda nulla. Non si ricorda nulla, ha solo detto, ha avuto la prontezza di chiamare subito la mamma e dire che cosa era successo, di stare tranquilla, che lei stava bene, però non vedeva più Luca. Questi dunque ricordi appunto quello che aveva saputo fino a ieri, tra l'altro lo zio di Marta, che abbiamo saputo poco fa rimarrà comunque a Barcellona almeno fino a lunedì, quindi i medici preferiscono tenerla lì, anche se le sue condizioni stanno nettamente migliorando. Come dicevo, lo zio, si tratta effettivamente per lei solo di 2 fratture, il dolore più difficile da superare sarà ovviamente un altro, quello della scomparsa ovviamente di Luca. E tra l'altro tantissime le emozioni che ci sono state, Bassano, come potete immaginare, insomma, sta vivendo queste ore in modo particolare, tutta la comunità di Bassano in generale, non solo il comune bandiera mezz'asta, ma anche i comuni vicini, come chiesto dalla regione, le bandiere mezz'asta. E oggi abbiamo avuto modo di parlare anche con Don Andrea, l'abate di Bassano, la stessa comunità cattolica alla quale soprattutto Marta era molto legata come animatrice della CR, aveva trascinato in questa avventura, diciamo, anche il suo Luca. C'è molta commozione in città, come molta commozione c'è stata ovviamente sui social network, che in questi ore sono pieni di messaggi per ricordare Luca, che proprio sul suo profilo Facebook aveva lasciato dei messaggi importanti che possiamo avere modo di sentire. Io intanto da Bassano vi restituisco la linea, appunto lasciandoli proprio ai messaggi di Luca su Facebook. Nasciamo senza portare niente, moriamo senza portare via nulla, in mezzo litighiamo per possedere qualcosa. È l'ultimo post di Luca Russo, il suo ultimo pensiero, quasi profetico o quasi inviato da lassù. Ma chi litiga e semina odio se l'è portato via. Luca in questa terra però sembra aver lasciato molto. Quando le voci hanno cominciato a rimbalzare da TV e giornali online sul suo coinvolgimento nei fatti di Barcellona, la sua pagina è diventata una cassetta postale, si è riempita di messaggi, di ricordi e di preghiere. Aiutatemi a riportarlo a casa, gridava la sorella soltanto poche ore prima, sopra ad un video che mostrava già Luca e Marta a terra sulla Rambla. Il viaggio è la metafora della conoscenza e oggi i ragazzi hanno bisogno di conoscere il mondo, di essere cittadini del mondo, in modo tale che possano comprendere le complessità di oggi. E Luca amava viaggiare, diverse foto ne sono testimonianza. Un amore trasmesso dal liceo Brocchi di Bassano che entrambi i ragazzi avevano frequentato e che a settembre ricorderà l'ex studente. La scuola fa la sua parte a livello formativo, poi la società dovrebbe garantire quella sicurezza che in questo caso non è garantito, perché queste tragedie non possono succedere. Laureato in ingegneria a Padova lo scorso settembre, Luca lavorava in questa azienda a Carmignano di Brenta, dove oggi non si vede nessuno e dove nessuno vedrà più il 25enne varcare nella soglia. Ed ora lasciamo questa ampia pagina dedicata all'attentato di Barcellona e parliamo del vasto incendio nell'azienda di smaltimento rifiuti di Vidor nel Trevigiano. Vigili del fuoco ancora al lavoro, nel frattempo ARPA aveva fatto rientrare l'allarme sull'inquinamento dell'aria, ma per tutte le novità ci colleghiamo in diretta con i nostri Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Vedete, queste sono le immagini della Vidori oggi. Con Nicoletta stiamo facendo vedere i vigili del fuoco ancora al lavoro, sentite il rumore delle pompe, stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza tutto l'ambiente. Vedete i camion bruciati, le macchine, tutto quanto distrutto all'interno di questa che è l'ala est della Vidori. Siamo a Vidor, nella zona industriale, e adesso mi muovo perché ci sono delle importanti novità dopo quello che è successo ieri, un rogo che ha portato al fumo 500 tonnellate di rifiuti speciali e quindi con dei grossi problemi anche per l'incolumità del territorio. E proprio per questo cominciamo con, vedete, abbiamo l'amministratore delegato e in parte abbiamo anche il sindaco. Chiedo ad Albino Cordiali se può venire subito, perché così abbiamo le novità per quanto riguarda la situazione ambientale. Mi metto dietro così abbiamo tutti e due i protagonisti principali. Signor Sindaco, intanto buongiorno, dica subito che novità ci sono per quanto riguarda l'ambiente. Sì, eccoci,
circa un quarto d'ora fa è arrivata la comunicazione dell'ARPA congiunta insieme con l'USL 2 di Treviso che è cessato l'allarme per quel che riguarda l'inquinamento ambientale. Hanno dichiarato che tramite ieri del clima ci ha aiutato un po' perché i solventi che sono usciti dal capannone si sono sparsi nell'aria, quindi i valori sono rientrati nella normalità. Comunque dichiarano che i cittadini possono uscire dalle case, possono uscire tranquillamente, aprire le porte e le finestre, però allo stesso tempo per quel che riguarda i prodotti dell'orto e del giardino dare una sciacquatina in più piuttosto che nelle operazioni normali. Questo è importante per la salute dei nostri cittadini, quindi in questo momento ha sollevato un po' anche le tensioni che avevamo noi a livello comunale, perché veramente dopo 24 ore eravamo ancora in ansia per avere questi risultati confortanti. Quindi ripetiamolo, allarme rientrato, attenzione solo per i prodotti dell'orto. Solo i prodotti dell'orto, fare un risciacquo più del normale, escluso magari ci fosse una pioggia magari in giornata questa sera che potrebbe anticipare il lavoro. Bene, rimane qua con noi il signor Sindaco, perché abbiamo con noi invece l'amministratore delegato Filippo Antonello, perché dopo il cessato allarme per l'ambiente adesso l'allarme è per l'azienda. Sì, anzitutto fa piacere anche a noi avere appreso pochi minuti fa da ARPA che fortunatamente le analisi hanno dimostrato che i limiti di contenuti tossici nei fumi che sono usciti dal capannone non sono stati superati, il che mette in sicurezza i cittadini attorno e questo fa certamente piacere. Per noi e per l'attività naturalmente invece i problemi sono ingenti e rimangono. È distrutta una parte del capannone, tutta l'ala ovest e i relativi impianti sono andati perduti. Si parla di 1 milione di euro. Mi sembra riduttivo, direi qualche milione di euro probabilmente. Senta, poi ci sono i posti di lavoro a rischio. Ecco, questa è ovviamente la cosa più importante di cui ci occuperemo e ci stiamo già occupando. Quanti posti di lavoro? 40-45 posti di lavoro. Senta, non si può fare ancora una prospettiva per quanto riguarda il reinizio delle attività, però c'è questo però sulla dolosità di questo incendio. Lei voleva sottolineare su questa questione del dolo. Sulla questione del dolo mi preme, siccome ho letto comunicati, internet, stampa, eccetera, alcune dichiarazioni perentorie in cui sembra che il dolo sia evidente, io dico che è una probabilità ma che di evidente al momento non c'è nulla. La Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco inizierà le sue indagini lunedì e su questo tema avremo qualche risposta nei prossimi giorni, quindi ad oggi non si possono fare valutazioni definitive. Ecco, grazie. L'ultima battuta la facciamo con il Sindaco per il Prosecco. Ci sono pericoli per il Prosecco? In una battuta. Io spero di no, perché la vendemmia è ancora lontana, penso fra 15-20 giorni cominceranno a vendemmiare. Ci sarà pure qualche pioggia nel frattempo, però non penso che il prodotto nostro sia in pericolo per questo motivo, spero di no. E se non ci sono domande dallo studio restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie anche a Nicoletta, possiamo andare avanti, parliamo però ancora di incendi, questa volta nel Padovano, grande lavoro ieri notte per i vigili del fuoco a Este, a fuoco circa 6.000 metri quadrati di prato e bosco in zona. Colle Ogani, sentiamo. Ancora fiamme sugli Euganei. Dopo i roghi di qualche giorno fa a Baone, nella zona sud dei colli, ieri notte un vasto incendio ha interessato circa 6.000 metri quadri di prato e bosco a Vo, in via Bagnara Bassa. I vigili del fuoco sono intervenuti con alcune squadre da Este, appena ricevuto l'allarme all'1 meno un quarto, e sono rientrati in distaccamento solo alle 3:30. Il fenomeno dei roghi sui colli Euganei ritorna ogni estate, servirebbero più addetti alla vigilanza e anche più vigili del fuoco. Anche Federico Barbierato, sindaco di Abano, località che ospita un distaccamento dei pompieri, nei giorni scorsi aveva denunciato la carenza di vigili del fuoco in servizio. Ancora cronaca, maxi sequestro di droga al parco albanese a Mestre, tutti i dettagli in diretta telefonica con Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, si è conclusa da poco la conferenza stampa nella sede del comando della Polizia Municipale di Venezia sulla maxi operazione congiunta delle forze dell'ordine. Proprio ieri sera infatti gli agenti della Polizia Municipale di Mestre insieme ai militari del Reggimento Lagunari di Venezia hanno inferto un duro colpo allo spaccio nel veneziano, tra l'altro un'operazione di grande soddisfazione anche da parte del sindaco Brugnaro. Grazie soprattutto hanno voluto sottolineare l'ausilio del fiuto
di Cuma, sappiamo il cane antidroga che da tempo dà il suo contributo in tutte quelle che sono le indagini antidroga. Gli operatori sono stati in grado di scovare proprio al parco albanese ben 9 kg di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in 9 depositi sotterranei, tutti suddivisi in sacchettini per un totale di 180, e più gli agenti scavavano più uscivano sacchettini con la marijuana. Tra l'altro si tratta di un'area del parco che è dedicata ai cani, forse gli spacciatori hanno pensato che così avrebbero potuto confondere meglio la droga. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la merce al dettaglio avrebbe fruttato agli spacciatori una cifra vicina ai 90.000 euro. Con questa operazione salgono dunque a 20 kg di sostanze stupefacenti sottratte nel 2017 allo spaccio di strada e soprattutto rivolto in particolare a giovanissimi. Voglio ringraziare ufficialmente da parte di tutta la città, è stato il commento del sindaco Brugnaro che si è rivolto alle forze dell'ordine per la costante attività di controllo e il presidio del territorio. Da Venezia per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, noi continuiamo sempre nel veneziano, si attende il nulla osta del magistrato per i funerali di Luigi Nocco, 53 anni, l'ispettore di polizia che ha ucciso la moglie Sabrina Panzonato, 52 anni, infermiera all'ospedale all'Angelo, e poi si è sparato alla testa. Una vicenda terribile, l'ennesima in quest'estate veneziana. Alla base dell'omicidio-suicidio avvenuto a Dogaletto di Mira 2 giorni fa, la gelosia di Luigi Nocco, convinto che la moglie Sabrina, infermiera all'ospedale dell'Angelo, avesse un altro uomo. Gli investigatori hanno ricostruito minuto per minuto quella tragica mattina. Fino a qualche settimana prima la coppia non aveva problemi, poi quel chiodo fisso nella testa dell'ispettore dell'ufficio stranieri della questura fino alla drammatica lite. Forse lei gli dice che vuole separarsi, scatta l'ira. Secondo gli uomini della squadra mobile, l'ispettore afferra un coltello da cucina, colpisce la moglie che tenta di difendersi, tanto che sulle mani ha dei tagli. Ieri l'esame autoptico durato fino a tarda sera. Sabrina è stato ucciso con un colpo della sua pistola d'ordinanza esploso all'altezza della nuca, quasi un'esecuzione, dopo averla ferita al fianco con il coltello da cucina. Ma Sabrina, ferita, è riuscita comunque a scappare lungo il vialetto della casa chiedendo disperatamente aiuto, ma è stata raggiunta dal marito e uccisa. 2-3 secondi poi Nocco si è sparato alla tempia, morendole accanto. Lui la pistola d'ordinanza la lasciava sempre in ufficio, quel giorno invece l'aveva portata a casa. Per questo negli inquirenti si è fatta strada la convinzione che l'uomo abbia premeditato il delitto, che non si sia trattato solo di un raptus. Ora si attende il nulla osta per i funerali di Sabrina e Luigi. Un cittadino romeno di 39 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento con l'accusa di truffa. Alla vista dei vigili l'uomo ha tentato la fuga in auto verso Lignano, ma è stato fermato ed ammanettato. Si chiama truffa d'arresto e consiste nel confondere il commerciante di turno all'atto del pagamento di merce, normalmente di prezzo modico, mostrando una banconota di grosso taglio che poi viene abilmente nascosta, mentre il malvivente si intasca il resto. Una tecnica truffaldina andata a buon fine negli ultimi tempi nelle cittadine del litorale fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino a pochi giorni fa, quando il raggiro è stato commesso sotto gli occhi di una pattuglia di agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento che stavano svolgendo un servizio in borghese. In manetta è finito Daniel Vaduva Constantin, romeno di 39 anni. L'uomo era a bordo di una Golf segnalata come sospetta diretta verso Lignano. I vigili hanno seguito la macchina fino a Bibbione, dove uno dei 2 occupanti è sceso per acquistare della frutta, ignaro della presenza dell'agente in borghese. E la truffa si è consumata puntualmente, con il commerciante raggirato e confuso dalle manovre del rumeno e con il resto di circa 20 euro messo in tasca in modo truffaldino. L'uomo si è allontanato dal negozio con gli agenti alle calcagna. Una volta raggiunto il complice che l'aspettava in auto, forse consapevole di essere stato scoperto, ha tentato la fuga a forte velocità verso Lignano. Ma la fortuna stavolta gli ha girato le spalle. Dopo pochi chilometri l'auto è stata bloccata e l'uomo ammanettato e rinchiuso nel carcere di Pordenone. Il magheggio messo a segno in modo seriale potrebbe avere fruttato un bottino di diverse centinaia di euro al giorno. Un colpo di calore ed una bambina è finita in ospedale, ci racconta tutto da Vicenza Vanessa Banzato. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. È ricoverata in gravi condizioni al San Bortolo una bimba di 5 giorni che ha accusato febbre altissima dopo un colpo di sole che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.
I genitori della piccola, che abitano in città, avevano deciso di portarla a fare una passeggiata, caricata la carrozzina sono usciti nonostante la calda giornata d'estate. Al rientro a casa però la neonata ha mostrato evidenti segnali di malessere con temperatura del corpo elevata. Portata al pronto soccorso pediatrico, gli sono subito stati fatti tutti gli esami che hanno escluso un'infezione. Il primo pensiero, infatti, visti i 40 gradi di febbre, è andato a un possibile attacco di meningite. Fortunatamente nulla di tutto questo, un colpo di calore, la diagnosi del medico. La bambina è stata prima ricoverata in terapia intensiva pediatrica e ventilata meccanicamente, quindi è stata trattenuta circa 3 giorni in reparto, idratata con una flebo 24 ore su 24 fino a quando è stata giudicata fuori pericolo. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Bene, allora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete però con noi. 3. Rieccoci in studio con la prima edizione regionale dei nostri notiziari. Una famiglia di San Fior nel Trevigiano è stata portata in salvo dai soccorritori, si era persa in un sentiero di montagna. Sentiamo. Una famiglia di San Fior ieri sera ha chiamato i soccorsi, padre e madre ed un bambino di 8 anni stava trascorrendo una giornata in montagna all'aria aperta nella zona di Mondeval quando, percorrendo un sentiero, hanno perso l'orientamento. In pratica stavano camminando lungo una strada sopra Santa Fosca, ad un tratto sono arrivati ad una diramazione dove una traccia non CAI si innesta nel sentiero che da Landria sale a Forcella Ambrizzola. La famiglia in quel momento si è trovata in estrema difficoltà, perdendo completamente ogni punto di riferimento. Così il padre non ha perso tempo ed ha immediatamente contattato il 118 che a sua volta ha allertato i soccorritori. Una volta geolocalizzati, le coordinate GPS sono state girate ad una squadra di 3 uomini, altri 2 erano già pronti a partire, che ha raggiunto la famiglia e riaccompagnata alla macchina. Si svolgerà in tempi rapidissimi il processo alla coppia diabolica specializzata nel ricatto agli amanti occasionali. I due marito e moglie erano stati arrestati a inizio agosto dai carabinieri di Padova. Non aveva perso il vizietto di ricatti a mariti infedeli la coppia arrestata dai carabinieri della compagnia di Padova. Episodi ripetuti che hanno accelerato i tempi della giustizia. Per Pepita Cassadiè, 50 anni, e per il marito Ivano Casagrande, 52, in tempi brevissimi il PM Sergio Dini ha chiesto il giudizio immediato. Passaggio obbligato e breve per portare la data del processo. Dovranno rispondere di concorso in estorsione continuata con l'aggravante della recidiva entro i 5 anni dalla fine della precedente condanna. Un modus operandi consolidato. Nella zona industriale di Limena la donna si offriva in modo gratuito. Dopo qualche tempo per il compagno di una notte cominciavano i guai. Lei e il marito infatti tornavano a farsi vivi per spremere quattrini alle vittime costrette a consegnare soldi e gioielli. Scarcerata a fine febbraio la coppia era tornata a chiedere soldi con una precedente vittima, facendo cadere nella rete nel frattempo un altro uomo, un quarantenne che aveva già pagato i primi 4.000 euro in contanti assegni circolari. Per fortuna entrambi malcapitati hanno scelto la strada della denuncia ai carabinieri, degli arresti e a breve il processo. Ed ora una notizia a lieto fine: un cane è precipitato in una buca profonda, è stato salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è accaduto ad Asiago. Eccolo, imbragato e fra le braccia del vigile del fuoco. Il cane è precipitato dentro una buca profonda oltre 10 metri. Leggermente ferito ma salvo. È accaduto nei pressi della Malga Mandrielle, località Marcesine di Asiago. Cleo, questo è il nome del cane, si trovava in compagnia dei proprietari. Correva tranquillo tra il verde quando ad un tratto è scomparso alla vista dei padroni. Immediatamente sono scattate le ricerche. Poco dopo sono stati sentiti i guaiti dell'animale provenire da una delle diverse fenditure presenti nel terreno. I padroni hanno cercato di individuarlo, ma vista la profondità della buca, Cleo non si riusciva nemmeno a vederlo. Quindi la proprietaria ha chiamato i vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona. È partita l'operazione di salvataggio non senza difficoltà. Alla seconda discesa dell'operatore SAF, Speleo Alpino Fluviale, è stato individuato il meticcio di media taglia in una delle cavità. Il cane si trovava in un angolo del terreno leggermente ferito e tremolante. L'animale è stato imbragato e issato in superficie, dove è stato soccorso dai componenti della squadra e dai felici proprietari per il recupero andato a buon fine. Siamo quasi in conclusione. Avete un problema che nessuno risolve, non trovate
chi vi dia ascolto ma soprattutto voce per trovare una soluzione a un disservizio ci pensa Antenna 3. Lo dico ad Antenna, è lo spazio dedicato interamente a voi che ci seguite da casa. Segnalate quel che accade, contatto in sovraimpressione, sms e whatsapp al 351 1755340 oppure via mail a redazione @antenna3.it oppure ancora via telefono o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Saremo al vostro fianco per risolvere piccoli e grandi problemi. Siamo al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Forte peggioramento al nord-est a causa di una storm line, ovvero di una linea temporalesca in transito sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cieli nuvolosi sulle aree alpine e prealpine e localmente anche verso le alte pianure, con locali rovesci e temporali. Andrà meglio invece altrove, ma peggiora la sera un po' ovunque, con rovesci e temporali localmente forti o addirittura anche violetti. Vediamo le temperature che risultano essere in lieve calo, con massime tra i 28 e i 35 gradi, minime sui 19 e 23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Rovesci e temporali soprattutto sulle aree centro-settentrionali e orientali, andrà meglio sulle pianure centro-occidentali con più sole. Temperature massime in calo tra i 29 e i 33 gradi, minime sui 20-21 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molte nubi con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio, localmente anche forti. Meglio con più schiarite in giornata sul sud trentino. Temperature massime anche in questo caso in calo sui 31 gradi, minime sui 21-24 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-est lungo le coste e sud-orientali al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.